si usa come primo, come secondo, addirittura anche come dolce e viene utilizzata con di tutto di più. All'interno ci si mette il sugo, ci si mettono le verdure, ci si mette anche il formaggio quando è fuso. Inoltre da nord a sud è diventato molto di moda anche per gli aperitivi. Allora ne parliamo con Cinzia Beozzi, cuoca contadina di Coldiretti. Buongiorno. Buongiorno. Allora che cosa sta facendo? La polenta. Immagino, ma che tipo di polenta? Perché adesso è facile dire polenta. Allora, questa è una polenta di mais bramata. Bramata. Poi ci sono diversi tipi di polenta in base alla consistenza che si vuole ottenere. Se usiamo una fioretto sarà una polenta più vellutata, così è una polenta più rustica che si adatta bene ad essere usata. Ecco, ma quando si fa la polenta però ci vogliono ore e ore e ore di lavoro oppure no? No, si fa bollire l'acqua e si versa la polenta, un'oretta, 50 minuti, un'ora la polenta è pronta. Ma io ricordo però che bisogna starli sempre a girare, o no? Sì, ma diciamo è la convivialità quella di una volta, no? Però con le pentole di adesso non è che c'è bisogno di continuamente girare. Però la magia era proprio quella, una volta ci si metteva al camino attorno con il paiolo in rame e si mescolava. Una doppia magia, una magia perché in teoria dovrebbe far bene e la seconda magia perché ci fa star bene insieme alle persone che sono vicine a noi. Allora, Marina Carcea, nutrizionista del CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, buongiorno. Buongiorno Massimiliano. Allora, abbiamo detto che lo vediamo anche qui, no? Certo. Tanti tipi di polenta, però iniziamo a livello proprio generale, la polenta. La polenta deriva dal mais, il mais è un cereale. Di questo cereale ne abbiamo diverse varietà, noi infatti possiamo avere delle polente con colori diversi, dalla polenta gialla alla polenta bianca, alla polenta colorata, e questo deriva proprio dalla varietà diversa di mais che noi utilizziamo. E oltre a questo noi possiamo avere delle farine diverse in funzione della macinazione. La nostra cuoca ha detto che sta facendo una bella polenta di farina bramata. La farina bramata è quella che ha la granulometria più grossa, perché è stata macinata in modo da avere questa granulometria più grossa. Poi però possiamo avere anche la polenta fioretto, ad esempio, che ha una granulometria più fine, o la polenta fumetto ancora più fine. Ecco, ma lei dal punto di vista, sì. ad esempio, lei che è nutrizionista, no? Sì. Consiglia di più quella più spessa o quella più, diciamo, più fine? Allora, dal punto Perché più di spessa vista... uno pensa sempre che sia integrale, perché viene lavorata meno. Diciamo che non necessariamente integrale la polenta più spessa, però è vero che la polenta più spessa raccoglie una maggiore quantità di particelle dalle parti più esterne del chicco, quindi quelle più ricche di sostanze utili, interessanti per la nostra salute. Quindi forse, se possiamo dare un consiglio, è bene utilizzare quella più grossolana. Però bisogna stare attenti anche a che cosa? Al condimento quando andiamo a mangiare la polenta. Adesso ci arriviamo. Allora, come stai continuando, Cinzia? Allora, a girare. Sì, perché così non si attacca sul fondo. Però... io ti do una mano allora, scusami, altrimenti... È buono anche il fondo comunque, perché se non si stacca poi diventa quasi croccante. Allora, mentre giro, tu che cos'altro hai preparato? I gnocchi. Ma non è giovedì oggi? Oggi è mercoledì. Ma i gnocchi si fanno durante le feste, no? Si fanno i gnocchi. Ok. E si fanno con la polenta del giorno prima. Quindi quella, perché anche una cosa che noi di solito facciamo, quando facciamo la polenta, fateci caso che avanza sempre la polenta, ne facciamo sempre di più. Esatto. Ecco, ma non va buttata perché la possiamo riutilizzare. Certo, in questo caso, schiacciata la polenta, ci aggiungo un uovo, un po' di formaggio, ci aggiungo un po' di farina e faccio l'impasto per gli gnocchi. Oh, bella idea. Ecco. Qua abbiamo riutilizzato in una versione la nostra polenta di ieri. Ecco, in questo caso però, dottoressa, abbiamo messo polenta, uovo, formaggio e farina. Sì, allora in questo caso noi abbiamo migliorato le qualità nutrizionali originali della polenta, perché la polenta, abbiamo detto, è un cereale, quindi ricco di carboidrati. Il mais poi in particolare ha anche poche proteine, sono proteine vegetali, quindi non di altissima qualità. Però in questo caso noi abbiamo aggiunto delle proteine animali dell'uovo,
Abbiamo aggiunto del formaggio, quindi altre proteine animali, quindi ne abbiamo in un certo qual modo migliorato la qualità nutrizionale. Però il condimento di questi gnocchi poi dovrà essere adeguato in modo da non renderli eccessivamente calorici. Perché tutto quello che abbiamo fatto fino adesso può migliorare, ma allo stesso tempo potrebbe essere... Può renderlo eccessivamente calorico. Adesso, mentre noi finiamo qui, spostiamoci, lasciamo per un momento lo studio di Uno Mattina e ce ne andiamo in montagna, dove si sa, la polenta è un piatto tipico, soprattutto nei rifugi, e siamo andati proprio in un rifugio, in Valtellina, per raccontarvi la storia di Leila. Chi è? Scopriamolo insieme nel servizio di Enrico Farro. Questa qui è una farina di mais integrale, qui è un po' più spessa della farina di mais normale che magari trovi al supermercato. E la preparazione della polenta è molto semplice: acqua che bolle con dentro un po' di sale a seconda di quanto la vuoi fare salata, più la farina di mais che preferisci. Una delle cose più importanti per la polenta è che sia girata bene in modo che non si formano grumi, che sia uniforme. Ogni volta che posso la giro. Ci troviamo nella Vallunga in Val Tartano. Mi chiamo Leila, mio padre è giapponese e mia madre è invece italiana. E tutte le persone che incontro mi dicono sempre che ho comunque un certo modo di fare giapponese. Ho 29 anni, questo è il terzo inverno che passo qui in questo rifugio. Adesso devo andare a girare la polenta che sennò brucia. La polenta è tipo un pane, anzi era praticamente il pane di questa zona quando il pane non se lo potevano permettere, e ci si può fare un po' di tutto. E questa è la prima cosa che ho imparato a cucinare venendo qua al rifugio. Anche la gente del posto: ah, non puoi non saper fare la polenta. Io prima non l'avevo mai fatta e mi hanno subito insegnato a farla. Spesso la gente mi chiede: ma non ti senti sola, così isolata in un posto lassù in montagna? Per me è stato ritrovare delle relazioni umane differenti rispetto alla città, per cui c'è questa voglia senz'altro di trovare una vita diversa. Uno dei segreti della bontà delle pietanze che do nel mio rifugio è l'atmosfera che regna qua nel rifugio. Sì, lo vedo. Ecco, vediamo lì, grazie Daniele, auguri Daniele, Auguri. Questo sarà il tuo lavoro insieme a me, sei contento? Certo. Allora, vediamo la faccia di Daniele, però questa è una vera e propria staffetta, perché chiamo anche Fabrizio, puoi venire qui, Fabrizio vieni, il nostro operatore, eccolo che viene, collaboratore, perché per lavorare, guardatelo, eccolo qui, dopo dobbiamo mangiarla, dobbiamo assaggiarla, quindi quello che stavamo dicendo prima è proprio questo, è la collaborazione, lavorare tutti quanti insieme. Guardate, ecco, tu sei esperto Fabrizio però, La mangio giustamente. Questo perché, diciamo una cosa, allora lo stare insieme a livello psicologico fa benissimo. Assolutamente. Poi bisogna anche... Però bisogna girare. Bisogna girare, ma la cosa particolare però qual è? È che oggi noi troviamo anche quelle polente istantanee, quelle che le acquisti e sono subito quasi pronte. Sì, quindi sì. Questa magia che abbiamo ricreato anche qui in studio, la andiamo a perdere. Sì, questo è vero. Ecco, però voglio chiedere, a livello Certo. nutrizionale, perde anche quel tipo di polenta oppure no? Direi di no, direi di no. Perché, Speravo di sì, così almeno eravamo costretti... È un modo per avere una polenta in tempi brevi, perché come abbiamo visto questo girare è bellissimo, è conviviale, però in certi momenti magari può non farci scegliere la polenta come piatto. Invece dobbiamo utilizzarla la polenta, perché è una fonte di carboidrati, come abbiamo detto, ma può essere utilizzata come pane, può essere arricchita con cibi di origine animale, con verdure, eccetera, per variare quello che noi portiamo in tavola. Allora, stai continuando, gli gnocchi li hai messi già nell'acqua? Sì, stanno bollendo. Cizia, quando vengono a galla sono pronti, esatto, no? Esatto, appena vengono su sono pronti. E quindi noi col colino li tiriamo fuori. Ok. E li vai a mettere poi? Nel burro. Eccola lì. E qui iniziano i problemi. Fino adesso la nostra dottoressa
è stata, diciamo, buona, però sì. qui iniziano un po' i problemi, Certo. perché di burro ne abbiamo messo anche abbastanza. Sì. Beh, Però è diciamo vero che il sapore cambia. Sì, assolutamente, però diciamo questo può essere un piatto per le feste, noi chiaramente ora stiamo uscendo da questo periodo festivo, però ogni tanto uno può concedersi anche un condimento col burro, però diciamo che se io voglio rimanere in diciamo in un ambito migliore dal punto di vista nutrizionale, anche un condimento con olio extravergine di oliva può andare bene con questi gnocchi. Capisco che il sapore è diverso, però dal punto di vista nutrizionale è migliore. Ecco. Poi impreziosisco ecco, con un po' di ricotta. Con un po' di ricotta, la ricotta può andare bene, va bene, Okay. La ricotta la proviamo. Però all'inizio io ho detto anche una cosa, che la polenta può diventare anche un dessert, può diventare un dolce. Cinzia, in che modo? Allora, qui c'è una torta fatta con la polenta, si chiama la pinza. La pinza. La pinza. Attenzione, che noi qui siamo a Roma, che la pinza è quella romana, cioè la pizza, il pane, quella alta. Sì, la focaccia. E invece quella è fatta in che modo? Una pinza è fatta con sempre la polenta schiacciata, con l'aggiunta di frutta secca, mele, un po' di farina, delle uova, e si fa questa sorta di impasto. E all'interno che cosa c'è? Questi ingredienti, frutta secca, mele, poi un po' tutto quello che avanza dalle feste, diciamo. Ah, quindi Sì, è è una torta un po' del riciclo, ecco, un po' a fantasia, ogni Ecco, casa però ha le sue quello abitudini. alla fine diventa quasi un antipasto primo, secondo e dessert, dottoressa. È un piatto unico. Un piatto unico, non Un tanto piatto un unico. dolce. È un piatto Esatto. unico, certamente. Magari durante le feste utilizziamone una fettina piccola, però facciamone una buona merenda, ad esempio, anche per i bambini. Mi sembra golosa, ha dentro la frutta secca, le noci, Esatto. eccetera, quindi diciamo nutrizionalmente molto ricca. Allora, invece, se volessimo conservare la polenta, Sì. dobbiamo stare attenti a che cosa? Allora, e come conservarla? Sì, se noi abbiamo della polenta, diciamo la farina della polenta, dobbiamo comunque considerare che così come piace a noi piace anche ai microrganismi, per cui magari utilizziamolo il prima possibile, però conserviamolo in ambiente secco, non umido, al riparo dalla luce, perché la luce è sempre negativa per i componenti, soprattutto quelli che sono più sensibili alla luce, e quindi direi di conservarla in una dispensa asciutta e lontano dalla luce. Allora, io vi ringrazio. Nel frattempo, Cinzia, tu stai lì ancora a girare fino a quando non è pronta? Adesso è pronta. È pronta? E la impreziosiamo con qualcosa. Con che cosa? Che ci metti? Con il formaggio. Con il formaggio. Ecco, ma ad E esempio, diventa- se volesse essere una polenta un po' più leggera, ad esempio con le verdure, che verdure consigli? Ma le spuntarelle, Le spuntarelle. oppure delle... Allora, da noi in Veneto si fa con la salsiccia, oppure con i fagioli. Quindi ecco, di leggero proprio mai. Io ci ho provato, Sì, però non si fagioli meglio, certo. fagioli meglio. E dopo ogni regione... Però alla fine, se no, che polenta Sì. è? Sì. Ecco. Però facciamo poi anche un po' di sport, ho detto questo. Ecco, Grazie, certo. grazie. Ringraziamo Grazie a te, Marina Massimiliano. Garcia, grazie per essere stata con noi, Cinzia Beozzi. E allora però in questi giorni molti si chiedono anche: ma che cosa avrò mangiato? Perché ho questo reflusso? Perché ho la pancia gonfia? Certo, se mangiamo tutto quello. E poi che cosa dovremmo